I cittadini lombardi che hanno avuto il Covid e che devono sottoporsi ad esami e visite di accertamento dovute alla malattia continueranno a non pagare il ticket sanitario per tutto il 2020. La giunta regionale ha infatti approvato il rinnovo dell'esenzione con codice D97. A renderlo noto il presidente della regione Lombardia e l'assessore al welfare. L'agevolazione comprende tutte le attività di follow-up post-Covid, inclusi anche i colloqui psicologici e clinici particolarmente importanti per molte persone colpite da coronavirus. Il beneficio era stato introdotto il mese di giugno scorso con validità fino al 7 settembre, in previsione di una norma analoga a livello nazionale non ancora arrivata. Il provvedimento ha una copertura finanziaria di 4,4 milioni per il 2020. In sede di bilancio e a fronte dell'evoluzione del quadro epidemiologico sarà definita la quota per il 2021. Nella giornata di lunedì, intorno alle ore 18, gli agenti del nucleo operativo di sicurezza tattica, in servizio presso il presidio fisso in via Italia, sono stati avvicinati da due ragazzi adolescenti. I giovani riferivano che poco prima un uomo di origine marocchina aveva intimato loro di consegnargli del denaro. I ragazzi, pur spaventati, sono riusciti a fornire agli agenti le indicazioni utili per consentire il riconoscimento dell'uomo in questione, che è stato individuato come persona nota senza fissa dimora. Dopo un breve inseguimento, infatti, gli agenti hanno rintracciato l'uomo che stava tentando di fuggire lungo Largo Mazzini. Dopo il fermo, l'hanno identificato nella centrale di via Marsala, poiché è privo di documenti. L'uomo si trova ora presso la casa circondariale di Monza. Milano. Nel pomeriggio di lunedì 7 settembre, due cittadini italiani di 36 e 38 anni, durante un servizio antispaccio nell'area di Rogoreto, sono stati arrestati per spaccio e detenzione di eroina. I due erano accovacciati per terra quando, dalla fermata della metropolitana di Milano Porto di Mare, è giunto un tossicodipendente, al quale hanno ceduto 2 dosi di eroina. La perquisizione personale dei due pusher ha permesso di rinvenire altre 3 dosi della stessa sostanza e denaro contante provento dalla stessa attività illecita. Da oggi si chiama Piazza Compasso d'Oro, premio internazionale di design, la piazza verde ad uso pubblico tra via Ceresio e piazzale Cimitero Monumentale, realizzata nell'ambito dei lavori per la nuova sede dell'Associazione per il Disegno Industriale e della sua fondazione, che ha in dotazione la storica collezione del Compasso d'Oro. Sulla piazza, aperta l'anno scorso e progettata dall'architetto Alessandro Sassi, si affaccia l'edificio in stile Liberty, denominato Tram a Cavalli, realizzato nel 1884 e destinato ad ospitare presto le attività no profit dell'Associazione per il Disegno Industriale. Il premio Compasso d'Oro è un importante riconoscimento che viene assegnato dall'Associazione per il Disegno Industriale con l'obiettivo di premiare e valorizzare la qualità del design italiano. La cerimonia di intitolazione ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì 9 settembre alla presenza dell'amministrazione comunale.